Ha destato preoccupazione ma anche molta curiosità la presenza dell'imponente sagoma della nave perforatrice Saipem 10.000 irrata davanti al porto di Porto Empedocle da qualche giorno. Sui social, come era prevedibile, si è scatenata la fantasia di quanti hanno visto la presenza della nave, il preludio di una trivellazione selvaggia a pochi metri dalla nostra costa, davanti alla Scala dei Turchi, alla Valle dei Templi, patrimonio dell'UNESCO. Nessuna preoccupazione e nessuna trivellazione sottocosta. La Saipem 10.000, noleggiata dall'ENI insieme ad altre unità, sono al servizio del cosiddetto progetto Argo Cassiopea, relativo all'estrazione di gas metano dall'offshore al largo di Gela, distante oltre 25 miglia dalla costa. Un progetto iniziato nel 2014 e considerato uno dei più importanti del protocollo d'intesa per l'area di Gela, con un investimento di 700 milioni di euro, e riguarda l'estrazione di gas metano sottomarino senza emissioni e privo di impatto visivo a mare. Il gas estratto verrà inviato all'impianto di trattamento posto all'interno dell'area della raffineria di Gela tramite una linea sottomarina lunga 60 km. La Saipem 10.000 si trova davanti al porto empedoclino per esigenze di servizio, trasborda i macchinari, container ed altro, nessuna trivellazione, quindi lavori similari. La sosta dovrebbe durare qualche giorno per poi ritornare nel campo offshore nel canale di Sicilia.